Ora, non per dire che i bestemmiatori sono discriminati, ci mancherebbe altro. Però c'è questo muro che ci impedisce di essere liberi di discutere di un argomento senza essere tacciati di appartenere a qualche categoria in particolare. Ma questo succede anche, lo vediamo molto spesso nei social, no? Se tu osi parlare di un argomento di politica, ci sarà quello che ti dà del comunista o quello che ti dà del fascista. Non esiste nessun'altra via. E la bestemmia è questo in una forma forse un po' più esasperata, cioè tu arrivi ad essere giudicato non per i contenuti che porti, ma per uno schieramento che secondo il tuo interlocutore hai scelto. Io credo che tutti i temi scomodi siano scomodi perché esiste un pregiudizio, quindi esiste una chiusura che mi impedisce di parlare liberamente di una cosa piuttosto che di un'altra. Un anarchico russo, Kropotkin, che diceva che se noi fossimo in grado di vivere la nostra vita nei vestiti degli altri, cioè nei panni degli altri, non ci sarebbero bisogno delle leggi. Questo per dire che tutto quello che noi facciamo o diciamo è sempre e comunque influenzato da quello che è la nostra, passami il termine, presunzione di essere inattaccabili. Oggi ancora di più, perché oggi c'è, forse a mio modo di vedere, un'esasperazione di questa, come se tutti avessimo il diritto di essere trattati come dei principi, quando invece dovremmo anche capire che libertà è anche concedere la libertà agli altri, fintanto che, come dicevo prima, non va a ledere la mia appunto libertà.